Presidente, giornata storica oggi per le colline e la posa della prima pietra di un ponte che unisce due comuni fondamentali per questo territorio. È un problema irrisolto, lo risolviamo grazie all'UNESCO e grazie a questa grande opportunità, visto e considerato che stiamo realizzando, e per la primavera sarà ovviamente fruibile, il nuovo percorso dell'umanità, il nostro Santiago di Compostela, ovvero 50 km nelle colline del Prosecco che andranno a snodarsi tra Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Ecco, a livello turistico qual è l'importanza di questo percorso e che numeri ci si aspetta? Sai, il patrimonio dell'umanità verrà osservato e visitato dai cittadini del mondo. Avere l'opportunità di avere 50 km di percorso ben segnalato, ben manutentato e in sicurezza, che ti permettono di entrare nel cuore del patrimonio dell'umanità, significa ovviamente aver completato un percorso di visita. Una giornata importante perché inauguriamo un'infrastruttura che non è soltanto un punto di collegamento e che ci consente continuità appunto al cammino che unisce da ovest ad est le nostre colline, ma è anche un'infrastruttura fondamentale per unire due città veramente importanti per questo territorio, che sono Farra e Follina. Quindi un momento veramente importante per tutta la comunità, oltre che per i turisti, per il quale dobbiamo ringraziare sicuramente la lungimiranza di Regione Veneto, che ha finanziato questa infrastruttura, Veneto Strade che la realizzerà, e sicuramente le due amministrazioni comunali, perché senza la sinergia che abbiamo creato non saremmo stati in grado di trovarci qui oggi. Con la posa della prima pietra della passerella finalmente possiamo dire che quello che aspettavamo da 30 anni oggi finalmente ha inizio, per cui un grande risultato, una bella sinergia che c'è stata tra i comuni, tra la regione, tra Veneto Strade. C'era bisogno, si aspettava da molto tempo questa posa della prima pietra, adesso nei prossimi mesi ci sarà la realizzazione dello stesso e poi potremo finalmente inaugurare anche il percorso e quindi il ponte. Oggi è veramente per noi una giornata storica e potrei quasi dire un sogno che si avvera per i nostri comuni. È un sogno che si avvera per tanti volontari che negli anni hanno lavorato, e comunque la possibilità di avere un ponte in sicurezza.